Chilometri di coda, traffico bloccato per ore dalle 3 del pomeriggio lungo la Valsugana. Siamo a Pove del Grappa, dove durante le operazioni di riempimento di una cisterna al distributore di benzina Vallotto qualcosa è andato storto e si è verificata una pericolosa fuoriuscita di gas GPL. Immediato l'allarme che ha portato sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri. Valsugana, le strade limitrofe e la linea ferroviaria bloccate per evitare incidenti. Vietato qualsiasi avvicinamento. Sul posto i pompieri da Vicenza, Castelfranco, Cittadella, coordinati dal funzionario di guardia, gli operatori del nucleo NBCR, il nucleare, biologico, chimico, radiologico, per la messa in sicurezza del luogo, visto che il GPL si deposita sul fondo e crea pericolose bolle che, se non trattate correttamente, potrebbero esplodere. Per un monitoraggio più approfondito, l'elicottero Drago 81 ha effettuato un sopralluogo della zona dall'alto. I lavori procederanno a lungo.